Buonasera e ben ritrovati con Diretta Verona, il consueto appuntamento del giovedì sera su Telearena. Per la prima volta i 7 candidati a sindaco, i 7 personaggi che sono in corsa per la poltrona di Palazzo Barbieri, si trovano tutti insieme qui nei nostri studi per affrontare i temi della campagna elettorale. Non è mai accaduto prima, durante i tanti appuntamenti di questa campagna elettorale, in enti, in associazioni, nei teatri. Per la prima volta tutti e 7 li abbiamo radunati qui nei nostri studi per il primo di 2 confronti. Il secondo confronto lo avremo giovedì prossimo, 3 maggio, sempre qui su Telearena, sempre a Diretta Verona alle 21, a pochi giorni, quindi dall'appuntamento del 6 e 7 maggio all'appuntamento con le elezioni amministrative. Andremo ad affrontare dunque i temi che riguardano da vicino la nostra città, i temi che riguardano da vicino i veronesi. Questa sera in particolare apriremo sulla viabilità, parlando ovviamente del traforo, parleremo dell'ambiente, parleremo di Cadelbue, parleremo delle sorti delle aziende partecipate. Poi giovedì prossimo affronteremo altri temi con questi 7 candidati sindaco che vado subito a presentarvi. Abbiamo Patrizia Badii, che è candidata sindaco per Veneto Stato. Proseguiamo in rigoroso ordine alfabetico con Ibrahima Barri, candidato di Alternativa Comunista. Quindi Gianni Benciolini, Movimento 5 Stelle. Poi Michele Bertucco che è il candidato sindaco del centro-sinistra con le liste Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Federazione della Sinistra, Italia dei Valori, Piazza Pulita e Forti per Verona. Quindi Luigi Castelletti, lista Castelletti sindaco, PDL, UDC, Futuro e Libertà e Nuovo PSI. Quindi Luca Castellini, candidato sindaco per Forza Nuova e per Identità Scaligera. E poi Flavio Tosi, il sindaco uscente, che ha il sostegno delle liste della Lega Nord, della lista Fratta Pasini, della lista Verona e Vita, dei pensionati, della lista Giovani Punto, di Alleanza per Verona e della lista Tosi. Questi dunque i 7 candidati sindaco che si sfideranno questa sera, ovviamente dialetticamente, sugli argomenti di questa campagna elettorale. Andremo subito al traforo, andremo subito alla viabilità, alla mobilità di Verona, subito dopo questa pausa pubblicitaria. Il primo argomento che affrontiamo con i nostri 7 candidati sindaco, il traffico, la mobilità. Io partirei proprio dal sindaco Tosi, che vedo qui con tanto di carte. Quando parliamo di traffico e di mobilità, il pensiero immediato è per il traforo, poi mi verrebbe da dire il filobus. Partiamo dal traforo? Sarà questa l'opera che caratterizzerà se lei sarà eletto sindaco i prossimi 5 anni di mandato? Sì, sarà l'opera che caratterizzerà i prossimi 5 anni di mandato. Intanto buonasera. Li caratterizzerà comunque perché prima delle elezioni, diciamo, il soggetto che è stato individuato come promotore del project financing porterà in comune le credenziali che attestano la sua capacità di realizzare l'opera, è il soggetto che è già stato individuato e quindi a quel punto mancherà solo burocraticamente la firma del contratto, ma la procedura è arrivata al termine. È un'opera sulla quale è già stata dichiarata la pubblica utilità e quindi comunque verrà realizzato. Poi se vince Tosi o se vince qualcun altro, questo lo decideranno i cittadini veronesi, ma comunque è un'opera che... lei dice che quella che sarà le normative, diciamo, la chiave di volta per quanto riguarda il miglioramento della viabilità? Beh, diciamo che noi a sud di Verona abbiamo la circonvallazione interna, la circonvallazione esterna, la tangenziale e l'autostrada. A nord di Verona, nella parte, diciamo, delle Torricelle, l'unica strada è una strada normale, diciamo, che è quella di Veronetta che passa davanti al Teatro Romano,
e quindi è chiaro che non si può pensare di far passare, come succede oggi, 20.000 macchine da lì senza dare un'alternativa diversa. Manca la circonvallazione in quella parte della città e il traforo per una parte va a supplire a quella carenza e poi c'è tutta la parte che poi prosegue dietro a Borgo Milano per andare a allacciarsi a Verona Nord e quindi diventa una circonvallazione rispetto anche a Borgo Milano e Navigatori e Borgo Trento, perché comunque consente di arrivare in città anziché attraversare la città. Ecco, io volevo sentire Luigi Castelletti su questo, perché insomma il traforo sembra però un qualcosa che è già bene avviato, no? Almeno sentiamo poi che ci sono queste novità nei prossimi giorni. Il parere di Castelletti sul traforo, poi volevo sentire ovviamente anche gli altri candidati. Qual è, Castelletti? Io credo che si debba pensare al quotidiano, normalmente si insegue l'emergenza, ma credo che sia giusto pianificare anche opere di lungo periodo e quindi il traforo potrebbe essere sicuramente una di queste. Del resto, se non si fossero anticipati i tempi con infrastrutture, penso all'aeroporto, penso al quadrante Europa, che sono state progettate negli anni e che danno valore e che danno ricchezza ancora adesso, insomma, sarebbe stata in allora una visione molto miope. Però io credo anche, mi piacerebbe sentire dal sindaco uscente che ci dicesse qualcosa sul traforo, qualcosa di più in omaggio alla trasparenza, alla chiarezza, in modo che i cittadini che vanno a votare esprimano un voto assolutamente consapevole. Su che cosa, ad esempio, vuole chiedere? Beh, a me risulta per esempio che una delle 3 aziende che fa parte del soggetto costruttore, cioè quello che realizza il foro, quello che fa il buco, sia in grande difficoltà economica e stia cercando di vendere la propria quota, la sua partecipazione. Allora, o l'amministrazione è sfortunata o si trovano sempre imprese in difficoltà che fanno i lavori. Facile sarebbe l'accostamento al parcheggio di Piazza Corrubio, si potrebbe andare più in là anche fino al gasometro, ma quando io dico, e lo dico dall'inizio della campagna elettorale, che accanto a un buon progetto, che sia valido da un punto di vista architettonico, che sia innovativo, che guardi alla salute dei cittadini e che guardi all'impatto ambientale, quando dico che accanto a questo ci vuole il supporto economico-finanziario del piano, credo che sono nel giusto. Sono nel giusto perché è solo a quel punto che si può immaginare di partire con l'opera, di non fermarsi a metà, perché allora verrebbe fuori un disastro dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista dei conti. Quindi progetti sì, ma nel momento in cui siano blindati da un piano economico-finanziario sottostante assolutamente adeguato. Allora, Sindaco, magari ne sentiamo un'altra, perché immagino sentiamo Bertucco e magari Benciolini, poi facciamo rispondere il Sindaco, poi gli altri 3 pareri, se siete d'accordo. Bertucco? Sì, allora intanto bisognerebbe dire le cose come stanno. Il traforo in realtà è un collegamento autostradale a tutti gli effetti, poco ha a che fare col traffico cittadino, ma non perché lo dico io, ma per i dati che emergono dagli studi sul traffico. Però forse a questo punto siamo già arrivati ad un punto tale dell'opera che... Allora, fra l'altro poco sposta dal Teatro Romano, nel senso che i dati che sono in mano al Comune dicono che in realtà è pochissimo il traffico che si sposterebbe, parliamo del 5-6% di traffico cittadino e sul Teatro Romano ancora meno. Quindi questo è il dato che c'è. La seconda cosa è il costo dell'opera, perché si dice che è in project financing e quindi pagato dai privati, ma in realtà c'è una concessione che durerà 50 anni, c'è un pedaggio che dovrà essere pagato da chi lo percorre, ci sono le opere di compensazione che servono, come dire, che modificano quella che è la destinazione urbanistica. Ultima cosa, noi abbiamo indicato altre necessità per Verona, che sono la variante della statale 12, la 434 e la variante della strada provinciale 6. Più logicamente, non ne abbiamo parlato fino adesso, ma credo che ci ritorneremo, dobbiamo parlare di trasporto pubblico e di rete di piste ciclabili. E quello che manca è il piano generale del trasporto urbano, nel senso che manca questo piano che dovrebbe essere la base per le scelte che vengono fatte. Siamo arrivati alla fine di questa amministrazione, non è stato fatto e quindi vuol dire che, come dire, navighiamo un po' a vista. E sul traforo credo che sarebbe utile, come dire, intanto che ci fosse stato un confronto e che i documenti fossero disponibili, mentre c'è un certo modo di segretare la documentazione, una difficoltà assoluta ad arrivare ai documenti. E poi pesa su questa campagna elettorale anche la campagna elettorale fatta da Tecnitel,
che poi pagheremo comunque noi perché rientrerà nelle spese di comunicazione previste e che, come dire, ha pesato notevolmente dichiarando cose non vere rispetto ai flussi di traffico, alla diminuzione dell'inquinamento, perché dobbiamo parlare anche di questo. Certo, poi ci arriviamo all'ambiente. Allora, Benciolini, Sindaco, lei tenga c'è da rispondere un po'. Benciolini, poi sentiremo anche gli altri, prego. Io non vorrei anticipare, intanto buonasera, io non vorrei anticipare quello che stava accennando Bertucco prima, ma noi... Intanto prego la regia di mettere il nome e cognome e il Movimento 5 Stelle in questo caso, perché diamo all'occasione ovviamente a chi ci sta seguendo di conoscere i nostri candidati sindaco. Prego. Noi mettiamo sempre in relazione quello che è il problema di mobilità con un problema di inquinamento, quindi con un problema della salute dei cittadini. L'anno scorso abbiamo avuto 130 sforamenti dei PM10, già quest'anno ne abbiamo avuti 60 o forse qualcuno di più. Per cui noi riteniamo che andare a fare un'ulteriore opera che diventa un attrattore di traffico come il traforo delle Torricelle sia completamente inutile. Al traforo, anche se magari siamo già avanti come opera. Sì, noi non diciamo solo no al traforo delle Torricelle, ma nel nostro programma abbiamo un capitolo che riguarda la mobilità sostenibile, perché bisogna spostare una certa percentuale di mobilità attraverso il mezzo privato che si è visto dagli studi che muove 1,2 persone per ogni auto, bisogna spostarla a mezzi di trasporto pubblico o mezzi di trasporto sostenibile come può essere la bicicletta, come può essere il motorino elettrico, come possono essere le auto elettriche. Allora, diamo già qualche risposta, Sindaco, perché Castelletti ha parlato di questa azienda che insomma non versa in buone condizioni, per cui che non ci troviamo ad iniziare un cantiere e poi lasciarlo lì fermo per un po'. Che tipo di risposta diamo? Se riesce a essere sintetico ci fa un regalo a tutti. Così facciamo parlare anche gli altri. Andiamo per punti. Allora, per quanto riguarda i tempi di percorrenza, è chiaro che la media sulla città è la media sulla città, poi il traforo e il passante nord servono per migliorare i tempi di percorrenza, in particolare su alcuni tratti principali, le interquarteriali, cioè se uno sta andando all'interno, che ne so, di Borgo Roma o di Borgo Milano, poco gli cambia, se uno deve fare dei spostamenti significativi gli cambia. Tanto per fare un esempio, il tempo di percorrenza da Poiano a Cadicozzi col traforo diventa di 5 minuti. Oggi, se uno gli va bene, ci mette 20 minuti nella fascia, diciamo, dove l'orario non è di punta. Vedo Bertucco ridere. Quando? Perché ride? Perché se avesse letto bene i documenti, in realtà il tempo, prendiamo uno che abita a Borgo Venezia, che deve andare a prendere il traforo, quindi il tempo di percorrenza, il tempo di percorrenza del traforo, l'uscita, il parcheggio ed altro, non cambia assolutamente niente rispetto a questo, anzi c'è un peggioramento e la velocità media è di 30 km,1, questo dicono anche i documenti del comune, ma ecco, quindi su questo attenzione, perché se vogliamo raccontare, e c'è un'altra cosa che non è stata detta, no, fermo, finire. Ma solo una cosa, che le tangenziali diventano a pagamento. E allora, quindi... facciamo finire il Sindaco, prego. Allora, il traforo non incide sul pedaggiamento delle tangenziali perché è un'opera che si sostiene da sé e non è stato chiesto il pedaggiamento delle tangenziali da parte di chi realizza il traforo, perché è un'opera che è dall'altra parte e non incide, neanche potrebbero chiederlo. Dicevo, il tempo di percorrenza da Poiano a Cadicozzi e viceversa sono 5 minuti, la media sarà dei 30 all'ora. Se uno prova a farsi Veronetta e via Mameli in orario di punta, forse la media è 5 all'ora, ma forse, tant'è che si passa da 5 minuti, come dicevo prima, a 20 minuti quando non c'è traffico, a 3/4 d'ora, un'ora quando c'è traffico, quindi la differenza è assolutamente enorme. Poi uno, se vuole scegliere di percorrere la viabilità ordinaria, sceglie quella, se uno vuole abbreviare i tempi di percorrenza, sceglie il traforo e il passante nord. Poi per quanto riguarda eventuali aziende in difficoltà che facciano parte della cordata... Soprattutto questo piano finanziario. Allora, c'è un piano finanziario che è asseverato dalle banche, le aziende, come dicevo, in questi giorni porteranno l'accreditamento e i profili che dimostrano la loro capacità di sostenere l'opera. Se poi l'avvocato Castelletti ha informazioni diverse, magari dice quale azienda è che è in difficoltà, qual è la situazione, perché venire qua a buttare fumo si rischia solo di fuorviare chi ci ascolta. Se invece uno viene a dire l'azienda tal d'Italia è in difficoltà e sta vendendo, è un'informazione che può essere di interesse anche dell'amministrazione.
anche perché è stato citato come esempio parallelo il gasometro e Piazza Corrubio. Piazza Corrubio, la copertura del parcheggio interrato è finita entro maggio ed entro novembre è finita l'opera, Piazza Corrubio. Per quanto riguarda il gasometro... novembre, stiamo dando una notizia. Sì, no, beh, è già nota. Per quanto riguarda il gasometro, lunedì sono state aperte le buste, è stata presentata un'offerta, quindi viene aggiudicata la gara e fra l'altro c'è un anno di tempo per realizzarlo il parcheggio del gasometro, quindi per questo dico bisogna dire le cose come stanno, perché si rischia di fare confusione. E per ora direi che Castelletti, se voleva qua. replicare brevemente, poi andiamo da Patrizia Badì. Non replicare ma integrare. I nomi delle aziende sono conosciuti dall'amministrazione, sono conosciuti da tutti e non mi pare corretto fare dei nomi ma segnalare il problema in questa sede. Poi il problema, se deve emergere, emergerà. Ma io volevo ulteriormente integrare, quindi non replicare, anche su un altro aspetto, perché c'è una tematica aperta anche sulla gestione del traforo. Notizia di qualche giorno fa, ma credo fosse addirittura sui giornali, mi risulta che la società Autobrennero, che deve far parte della società che gestisce il traforo, ci stia pensando, nel senso che deciderà nella misura in cui avverrà l'esito della concessione per il suo tronco autostradale. Quindi anche in termini di certezza dal punto di vista della gestione del traforo, come dire, ci sono delle cose e delle zone ancora da chiarire. Per concludere, traforo sì, ma senza pressapochismo. Il traforo può essere importante, ma però, ripeto, è necessario che i progetti siano tutti compiuti e una volta che si parte, per l'appunto, la cosa venga finita. Patrizia Badì cosa dice invece? Ascolto e da indipendentista penso che Verona, così via dell'Europa, città d'eccellenza, mi aspetterei scelte comunali d'eccellenza. Cosa vuol dire? Che in tutti i paesi d'eccellenza c'è la democrazia diretta, ci sono dei referendum propositivi, abrogativi, dove io avrei avuto piacere su tutte le grandi opere come il traforo che fosse stata la cittadinanza a decidere. Quindi un coinvolgimento attraverso un referendum? Assolutamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Comune presenta il suo progetto, valido o meno, e i cittadini dal suo canto presentano il loro. Viene visionato insieme, indetto un referendum e viene deciso quale fare in maniera migliore con le aziende e tutto. Questa è una scelta democratica, democrazia diretta, di partecipazione. Bisogna smettere di pensare che sia sempre uno che decide per gli altri, perché chi vive in quella zona è giusto che abbia la possibilità di scegliere e di dire la sua, oltre che tutti i cittadini. Possiamo dire che immaginiamo la replica del sindaco che voi avete sempre detto il 60% dei veronesi, giusto? Faceva parte del programma di mandato nel 2007 fino al 2012, è stato oggetto di un confronto continuo con l'ex sindaco Zanotto durante quella campagna elettorale, quindi chi ha votato questa amministrazione sapeva perfettamente... Tu continui a sorridere. Che... Sorrido perché nel 2007 proprio Flavio Tosi insieme a Paolo Tosato firmò un volantino proprio per il famoso volantino. Cui diceva che sarebbe quante passato trasmissioni abbiamo fatto e tutti hanno detto ma Tosi e Tosato sono andati a dire di qui non passava San Rocchetto. C'è prova scritta, nel senso che dichiaravano che sarebbe passato a nord. Allora sì, replichiamo volentieri anche a questo. 30 secondi, perché se no Ibrahima mi dice ma cosa sono venuto a fare? Pugliero, porti pazienza. Prego. Se uno muove un appunto uno deve poter rispondere, altrimenti lascio spero che gli altri... Se lei preferisce non parlo. No, immagino che gli altri siano d'accordo, è chiaro che un po' più di tempo al sindaco glielo diamo in questo caso. Prego. Anche perché nel momento in cui vengono mossi degli appunti forse bisogna poter replicare, grazie. Allora, noi abbiamo preso spunto per quella comunicazione da quella che era la variante urbanistica predisposta dall'amministrazione che ha gli stessi colori di Berturco, ovvero l'amministrazione Zanotto, che nel PAT aveva inserito un tracciato che passava a nord di Avesa di Quinzano per poi arrivare a Cadicozzi. E allora, siccome immaginavamo che quando uno disegna il PAT e traccia un percorso avesse fatto delle verifiche, abbiamo sposato quella linea. Era nel PAT dell'amministrazione Zanotto e abbiamo preso per buono. Dopodiché, una volta insediata l'amministrazione, si è verificato che quel tracciato a nord, quindi tutto sotto la collina anche di Avesa di Quinzano, la cosa era insostenibile finanziariamente, però per mantenere comunque la parola nei confronti di chi sta a Avesa di Quinzano,
Il tracciato che passerà attraverso Avisa e Quinzano è completamente interrato, sopra quindi ci sarà prato, perché poi sono 2 metri di terra e quindi viene ripristinato il verde, e quindi è un po' come la 434 che passa sotto a San Giovanni Lupatotto, se uno non sapesse che è sotto non la vede, e lo stesso varrà per Avisa Quinzano, perché passa sotto, viene tombato, viene messo il verde e quindi di fatto viene rispettato completamente l'ambiente. Costa di più, costa qualche decina di milioni di euro in più, ma si rispetta. Sul referendum perché non si è potuto fare? Ripetiamo, repetita Juventus, perché era perché l'ha stato... chiesto Patrizia Badini. Allora, ripeto, perché era e anche stato... Castelletti credo che avesse detto bisognava... Perché era previsto nel programma... No, tranquillo. Perché era previsto nel programma di mandato 2007-2012 e quindi abbiamo semplicemente adempiuto a quello che era una garanzia che avevamo dato ai cittadini prima che ci votassero, e quando ci hanno votato sapevano che... Io devo fermarvi perché abbiamo la pubblicità, poi Ibrahima Barri e Luca Castellini, che sono stati in silenzio, diranno la loro, perché poi proseguiamo anche con il parlare di ambiente e di Cadelbue magari, dopo la pubblicità. Siamo partiti con il traforo, Ibrahima Barri, Alternativa Comunista. Oltre al traforo magari sarà bene parlare anche sul tema del trasporto pubblico, no? Perché c'è questo, una volta c'era la tranvia, adesso c'è il filobus, anzi sinceramente il filobus dobbiamo ancora un po' attenderlo, dobbiamo ancora vederlo. Ibrahima Barri che idea ha sul traffico e sulla mobilità? Anzitutto buonasera a tutti. Noi abbiamo detto sul traforo, noi abbiamo detto di no, perché sono progetti che continuano a fare, soltanto sono progetti che costano tanto e graveranno sulle spalle dei utenti e dei cittadini. I cittadini, come l'abbiamo sentito, sarà una tratta a pedaggio, quindi chi la adopererà dovrà pagare. Quanti cittadini saranno disposti a passare dal traforo e pagare, e quanti continueranno a passare in città? Perfetto. Per questo diciamo per il no, e eventualmente se per forza bisogna fare questo progetto bisognerebbe consultare i cittadini veronesi. Ho capito. Allora, Tosi sul pedaggio, rapidamente poi la risposta. Mancava Luca Castellini, Forza Nuova Identità Scaligera. Buonasera a tutti, ultimo ma non meno importante spero. Allora anche noi siamo contro il traforo, prendo il sacco in cima, secondo noi è la classica speculazione, insomma. C'è un finanziamento privato che dovrebbe andare in un altro senso, non in questo senso. Sì, anche se abbiamo sentito da Castelletti questo discorso dell'autobrennero, poi dobbiamo anche capire questo, se c'è o non c'è. Mi risultano 800 milioni di euro, 1 miliardo di euro in 50 anni di spesa. I cittadini lo sanno, insomma, lavori che non finiranno mai. E costa poi, c'è il pedaggio, perché la gente forse si dimentica o magari non è così informata. Si paga, quindi io personalmente che prendo 1.650 euro al mese, faccio un doppio lavoro, faccio un po' fatica, piuttosto mi faccio magari 20 minuti di coda ma non lo pago mica io il pedaggio del traforo. Quindi questi miliardi di euro che verrebbe speso qui, ci sono tanti modi per investirli, si possono investire modificando il traffico, investendo in mezzi a metano, investendo nel bike sharing, investendo in qualcosa che evidentemente non crea speculazione, che non dà un DES a chi ci mette i soldi e poi invece vuole guadagnarsi. Questa è la classica logica che differenzia tra chi fa un progetto per garantire un qualcosa a qualcuno e invece chi lo fa solo e solamente per dare un qualcosa ai cittadini. Sindaco, la replica sul pedaggio proprio ci sta a questo punto, Beh, su una per poi serie di chiudere il temi. tema traforo e passare magari al filobus e anche altri argomenti. Una serie di temi. Uno, per quanto riguarda il pedaggio, io sto nella zona est della città e talvolta per andare a nord di Verona vado fino a Verona Est, prendo l'autostrada, vengo fuori dall'altra parte e torno indietro piuttosto che fare Veronetta e via Mameli. Quel tratto costerebbe circa €1, ripeto, c'è l'alternativa, uno se vuole si infila nella viabilità ordinaria, ci mette un'ora, oppure spende €1, è come l'alternativa di andare in autostrada da Verona a Vicenza, oppure se uno ci vuole ci va gratis in statale. Sono opere infinite, non è vero? Il passante di Venezia
è stato realizzato, anche lì c'è l'alternativa della gratuità sulla tangenziale che era gratuita e resta gratuita. La gran parte dei veicoli che attraversano, consideriamo che la metà del traffico che passa per Veronetta è di attraversamento, cioè uno entra da una parte e va fuori dall'altra, i veicoli scelgono spesso quando c'è da attraversare la via più breve pur pagando un pedaggio, ma ripeto è una facoltà, poi uno non è che può spendere, cioè non è che si può dire possiamo spenderli per altro, perché è capitale privato, anche i progetti, non è che li paga il comune, il progetto e la realizzazione, è capitale privato. Il quale capitale privato, se tu gli dici compra degli autobus, gli autobus li compra il comune quando ne ha la facoltà e anzi col filobus facciamo un rinnovo del parco mezzi, ma il privato un project te lo fa su qualcosa che è remunerativo, non è che ti dice ti faccio a gratis un cavalcavia perché te lo offro. È chiaro che come le autostrade il meccanismo è il pedaggiamento per rientrare dell'investimento, quindi non si può dire potevi fare 10 scuole, perché è un'altra cosa, questo è un project finance a completo capitale. Può fare la variante della statale 12, lei dice. Completo capitale privato. Deve durare Piazza Corrubio, quanti anni è che c'è il buco e non riescono perché ci sono gli scavi? Piazza Corrubio sono stati fermi più di 2 anni, Piazza Corrubio sono stati fermi più di 2 anni perché hanno trovato dei reperti e adesso appunto finito di rimuovere i reperti, finiscono l'opera, è un'opera ereditata dalla precedente amministrazione per la quale noi abbiamo accelerato la conclusione facendo un accordo con l'azienda che ha ridotto le dimensioni del parcheggio, ha ridotto lo scavo, ha ridotto di 1 anno il tempo per terminare l'opera, dandogli in cambio la gestione di alcuni parcheggi di superficie. A novembre il parcheggio di Piazza Corrubio è finito. Allora c'era Badì e anche Bertucco che volevano intervenire. Riferito al parcheggio, ormai danno e fatto, la maggior parte dei negozianti hanno chiuso comunque lì. Mi auguro che poi il sopra del parcheggio non venga fatto come nei disegni che sono stati resi pubblici. Intanto perché comunque quella è una piazza medievale, anzi lasciamo questa città romana, inseriamola lì in modo che magari qualche turista va a vederla e magari gli ultimi negozianti che sono rimasti in zona si riprendono da anni e anni di questa palizzata che hanno avuto davanti, anche perché mi penso una piazza, una zona così antica della città deve essere intanto un polmone verde per gli anziani e per le famiglie che vivono lì, mettiamo delle belle panchine invece di fare robe mega galattiche ultramoderne che stonano con la cattedrale di San Zeno, mettiamo delle fontanelle come è giusto che sia. Lasciamo la storicità alla storicità, le mega strutture facciamole fuori, ben vengano, ma fuori. Bertucco voleva intervenire e poi spostiamo il tema sul filobus. Sì, volevo dire due cose molto velocemente. La prima è sul referendum, perché se, come dire, il sindaco ritiene che perché è stato eletto fa quello che vuole, francamente lo statuto e il regolamento del Comune di Verona prevedono questa possibilità e quindi dovrebbe questa possibilità essere concessa. La seconda cosa è con il privato si parla e quindi non è che perché il privato ha deciso che si fa il traforo, è perché l'amministrazione comunale ha detto al privato questa è l'opera che io intendo fare e quindi poi c'è stato l'accordo rispetto a questa cosa. Però voglio dire, non c'è stato nessun confronto rispetto a questi temi e soprattutto anche questa cosa del traffico di attraversamento. Sappiamo che non è così perché gli spostamenti avvengono da un quartiere all'altro della città, questa necessità. Dopodiché l'amministrazione dovrà, e in alcune circoscrizioni l'ho già proposto, quello di estendere le zone a traffico limitato per spingere la gente a utilizzare il traforo, perché questa è l'idea che c'è, perché se no non ci sono i numeri e soprattutto se non ci sono i numeri si continuerà a prolungare la concessione, aumenteranno le opere di compensazione, questo è quello che avviene. Allora diciamo le cose come stanno, che quindi non viene pagato dai privati, i privati fanno un affare, il pubblico, cioè i cittadini, perché poi non parliamo dell'amministrazione comunale, ma i cittadini e le cittadine di Verona pagano pedaggio, pagano opere di compensazione. Su questo Tosi credo che abbia già comunque risposto. Volevo sentire Castelletti sul tema filobus e ambiente, poi magari andremo... Dopo rispondere sì. Scusa direttore, 2 battute però. Per quanto riguarda il traforo, credo che al di là di tutto dovremmo migliorare la nostra cultura. Migliorare la nostra cultura significa far partecipare la cittadinanza al referendum. A mio avviso si doveva fare, se non è possibile farlo, non lo so, bisognerà vedere, comunque credo che sia un segno di grande apertura alle migliori culture perché tanti altri lo fanno
anche per cose molto meno significative. Seconda battuta, per quanto riguarda il parcheggio di San Zeno, il sindaco ci dice che è stato fatto una variante, un miglioramento anche in corso d'opera. Beh, a me interesserebbe capire, o mi interesserà verificare, se questa variante è stata fatta per effettive utilità e quindi un miglioramento del progetto, il che sta a significare però che il progetto, se ha necessitato di una variante, a posto non era fin dall'inizio. Se invece è stata fatta una variante per far sostenere dal punto di vista economico-finanziario il progetto, significa altrettanto che il progetto finanziario originale non era a posto. Quindi in ogni caso quei due tipi di interventi mal si giustificano in corso d'opera. Sentiamo Benciolini, poi la replica di Tosi. No, per quanto riguarda il traforo, anche noi riteniamo che il referendum... Il traforo cerchiamo di chiudere, l'avete già detto. Certo, certo. Che sia indispensabile fare un referendum, certo, che sia indispensabile consultare i cittadini per qualsiasi grande opera o piccola opera che venga fatta sul territorio veronese. Tra l'altro nessuno ha ricordato che si sposta solo ed esclusivamente il 6% del traffico cittadino. Io non vorrei fare tutta la trasmissione sul traforo, chiedo scusa a Benciolini se la interrompo. Ma soprattutto nessuno ha detto che in quelle zone dove adesso c'è solo traffico cittadino ci sarà del traffico pesante, perché passeranno anche i camion dal traforo e quindi ci sarà un aumento comunque della produzione di inquinanti in quella zona, pur essendoci previsti dei filtri che tra l'altro sono dei filtri un po' particolari. Per quanto riguarda Piazza Corrubbio, anche lì devono essere i cittadini che decidono che cosa vogliono per Piazza Corrubbio. Adesso il danno è fatto, bisogna decidere che cosa fare della parte superficiale e devono essere i cittadini di quel quartiere, ma non solo di quel quartiere. Un po' quello che diceva Barri, quello che dicevano un po' tutti. Che decidono che cosa fare di quella superficie. Allora, io vi chiedo scusa se ogni tanto devo interrompere, ma il tempo stringe, come si dice. Sindaco. Allora, per quanto riguarda l'affermazione che non è che il sindaco eletto fa quello che vuole, ci mancherebbe altro, il sindaco eletto non fa quello che vuole, il sindaco eletto rispetta il programma. E nel programma c'era chiaramente la realizzazione del passante nord, che non è solo il traforo, ma ripeto, è qualcosa di più perché gira dietro a Borgo Milano per andare a Verona Nord. No, perché si chiama sempre solo traforo, ma è decisamente molto di più. Un turno elettorale, quindi anche un referendum, ripeto, a parte che l'hanno già votato nel programma, a Verona costa 900.000 euro, quindi costa quasi 1 milione di euro, perché questo è il costo che si sostiene normalmente per qualsiasi consultazione elettorale. Per quanto riguarda Piazza San Zeno, io capisco che l'avvocato Castelletti, non essendo né consigliere né amministratore uscente, non conosce alcune cose, ma gliele spiego. Il parcheggio di Piazza Corrubbio, lo ripeto, è un'eredità della precedente amministrazione, tant'è che noi e il PDL votammo contro a quella realizzazione. Dopodiché, proprio su istanza del quartiere, e qui ha ragione Patrizia Badì, nel senso che bisogna che non sia un piazzale lastricato di marmo, ma deve essere qualcosa di diverso per rispettare proprio la storicità del posto e anche insomma, la vivibilità. Su richiesta proprio dei cittadini e dei negozianti abbiamo chiesto noi alla ditta, altrimenti la ditta si faceva il suo progetto che era un piazzale di marmo indistinto, unico, che sarebbe stato un forno d'estate, tutta una serie di disagi e quant'altro, carino da vedere. E quindi ne abbiamo parlato con il soggetto dicendogli che a noi interessava che ci fosse del verde, che ci passasse sopra la strada almeno in un senso di percorrenza, altrimenti veniva completamente chiusa e quello diventava un problema viabilistico, diventava un problema per i commercianti e per i residenti. Gli abbiamo chiesto di non intervenire su Via Davico, perché Via Davico, il progetto prevedeva di scavare pure Via Davico, quindi di nuovo andare a trovare tombe e quindi perdere probabilmente 2 anni in più. E quindi abbiamo fatto una variazione di intesa con il territorio che ce l'ha chiesto e parlando con il soggetto realizzatore per ottenere il verde, per ottenere la strada che ci passasse sopra, per ridurre il cantiere e i tempi del cantiere. Non è che il progetto fosse sbagliato, e ripeto, casomai di questo si può parlare con la precedente amministrazione perché non era una scelta nostra. Allora, scusa direttore, consentimi, si parla tanto di verde e io sono d'accordo con chi dice che debba essere un progetto che si integra nel quartiere rispettando il quartiere e quindi perché venga fuori una cosa fatta bene e godibile. Ma quando parliamo di verde e quando andiamo a vedere che tipo di verde si può realizzare, scusa Flavio, qualche perplessità viene. Io non sono stato nella precedente amministrazione, però certe cose le ho guardate. Allora lì si riusciranno a piantare siepi, non alberi. E sapete semplicemente perché? Perché non ci sta tra la gettata di soletta, di cemento armato, che sicuramente le radici non possono, speriamo che non possano forare, e lo strato di terra solamente delle piante molto piccole e degli arbusti. Quindi quando parliamo di verde dobbiamo immaginare e capire se il verde è realizzabile.
perché di verdi ce ne sono di tanti tipi. Noi qui in questo caso parliamo di verde vegetativo. Ma si può rispondere, no, perché io capisco tutto, ma per carità. Forse ci vuole un po' più di esperienza amministrativa. Il vero problema della città sia il fatto se l'albero ma se uno va a vedere in Piazza Isola ci sono gli ulivi e gli ulivi stanno sopra il parcheggio, quindi cosa vuol dire? Che è chiaro che non ci puoi mettere la quercia secolare o il baobab, però gli ulivi su Piazza Isola ci sono, però mi pare una polemica che veramente non ha né capo né coda. Ripeto, allora andiamo su altri argomenti, se siete d'accordo. Un progetto che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, abbiamo solo cercato di correggere. Però, chiediamo agli abitanti di San Zeno se preferiscono avere una siepe o avere degli alberi dove loro possano sedersi d'estate il pomeriggio e anche la sera dopo cena a frescheggiare, come è giusto che sia. Sì, ho visto che ha fatto anche il funerale del papà del gnocco. Lo sentono di perdere il quartiere, perché il traforo ha creato un problema è perso. Che il quartiere sia Bertucco e poi andiamo magari anche su altri temi. Andiamo su altri temi, ma il problema è questo, perché dopo ogni volta l'opera è ereditata, non è colpa nostra, eccetera, eccetera. La realtà è che in questo caso c'è la sollevazione del quartiere rispetto alla proposta che ha presentato l'assessore Corsi, cioè nel senso che non si è confrontato, ed è un po' questo il problema di questa amministrazione, che mai anche su tanti altri temi non si è confrontato non solo con l'opposizione, ma non si è confrontata con i cittadini e le cittadine, non si è confrontata con i comitati, non si è confrontata con le associazioni. Allora il problema è, c'è una situazione che si può affrontare, bisogna trovare delle soluzioni. Dopodiché è logico che se il parcheggio è, perché poi era Corsi che diceva ho visto Piazza Cittadella, le bello, me piace e fa anche in Piazza Corrubio, Piazza Cittadella. A parte che sono due piazze un po' diverse, anche da un punto di vista storico-monumentale, ma il problema di Piazza Cittadella è proprio quello voi dite è un discorso di metodo. È un discorso di metodo. Ci sono 900.000 euro, ha detto il sindaco, per fare un referendum. Ci sono anche 802 milioni di euro per fare l'opera del traforo, che magari prima di farla ascoltare i cittadini non sarebbe sbagliata. Ci sono anche i regolamenti, la modalità di far partecipare i cittadini che non è mai stata fatta. Se poi pensiamo che ogni volta, perché per far votare, non facciamoli più votare i cittadini, perché farli votare se le elezioni costano 900 quello no, Benciolini, chiedo scusa, Benciolini e poi velocissimo il sindaco per chiudere. C'è stata nel 2011 un'occasione straordinaria che l'ha sfruttato il sindaco Moratti, facendo una modifica al suo statuto nell'arco di neanche 15 giorni e ha dato la possibilità di fare ben 5 referendum cittadini contemporaneamente al referendum nazionali, e questo riduce di 1/10 il costo di un referendum cittadino, e il sindaco Tosi non ha sfruttato questa occasione che poteva essere Chiudiamo sindaco, poi andiamo a Cadel-Bue, per cui c'è da divertirsi. Sul referendum abbiamo discusso ampiamente, ripeto, faceva parte. L'ha già detto. Continuavo a ripetere, credo che sia noioso, possono anche andare indietro, noioso per chi ascolta. Una cosa è che Bertucco è fantastico perché è stata la sua amministrazione, che è Zanotto, a voler quel progetto di Piazza Corrubio, e adesso viene qua a criticarlo dicendo che bisognerebbe farlo diversamente. Di una coerenza straordinaria, di una coerenza straordinaria. Cose che non ho detto. È la verità. Vieni qua a criticare il vostro progetto, che noi abbiamo corretto per i cittadini, cercando di fare meno peggio di quello che avete provato voi. Io ho detto una cosa diversa, premesso che io non ero in amministrazione, ma a parte quella, in ogni caso, la cosa che ho detto è quella che anche sulla sistemazione, perché adesso parliamo di sistemazione, perché sennò se io dovessi... Guarda che il progetto no, capisco che tu sia in difficoltà, però allora, se posso dire... È come se io mi mettessi a dire tutte le cose fatte male dall'amministrazione Tosi. Allora, a me interessa dire che sul parcheggio, perché è inutile tornare indietro sul parcheggio che hai già fatto, la cosa che mi interessa dire è che sul parcheggio bisogna perlomeno migliorare la conclusione di quel parcheggio, visto che siamo arrivati a 3/4 dell'opera fatta, e su questo trovare delle soluzioni, soprattutto anche coinvolgendo cittadini e cittadine. E non mi sembra che l'assessore Corsi lo abbia fatto. In pubblicità. Basta leggere le cronache dei giornali. Fa parte del progetto, non è che è una cosa a parte. Andiamo in pubblicità. Corsi ha detto che è una novità la sua proposta. Pubblicità, quindi grazie. Magari Allora, Ibrahim Abari voleva dire qualcosa sul trasporto pubblico, perché in effetti non abbiamo parlato di questo, dicevamo siamo in attesa del filobus. Sempre in attesa del filobus, il trasporto pubblico andrebbero ampliati i mezzi a metano
e noi diciamo soprattutto che ci vuole in questa città i cittadini in difficoltà di dargli la possibilità di muoversi gratuitamente. E ci sono anziani e ci sono precari e disoccupati. Bisognerebbe dare a questi la possibilità di muoversi gratuitamente, ampliando i mezzi di trasporto con meno inquinamento. C'è chiaramente un problema di risorse, non so come sia possibile accogliere questa, che sarebbe una richiesta che sarebbero tutti d'accordo, immagino. Noi abbiamo un progetto. No, dice di no. Io Veneto Stato, allora intanto basta assistenzialismo. Allora, un sindaco secondo me non deve solo fare amministrazione, deve fare anche economia. Il traffico, queste città sono nate per le carrozze con i cavalli, non sono nate certamente per il bus doppio, per le macchine. Restaurare un palazzo costa un occhio della testa. A lei direi di fare, l'idea nostra è di fare dei bei parcheggi scambiatori fuori dalle mura di Verona, alcuni già ci sono, altri andranno fatti, dove ognuno di noi lascia la sua macchina e può prendere lo scooter elettrico, la macchina elettrica, delle navette elettriche a pollicino piccoli, navette di 10 minuti. Perché questo? Perché così crei anche economia. Cosa vuol dire? Che in quei parcheggi scambiatori servirà la persona a cui io lascerò la mia macchina, servirà la persona che mi consegnerà la macchina elettrica, serviranno le aziende come elettricisti che monteranno le colonnine per le macchine. Però chiedo scusa, questo non è più o meno quello che è anche la vostra idea, cioè parcheggi scambiatori fuori, che dopo li stiate facendo, quello... Bisogna creare qua a Verona abbiamo dei economia, tempi, sindaco, perché l'exgasometro abbiamo fatto 1000 trasmissioni. No, ma le rispondo volentieri su tutto, sull'esgasometro che sui tempi dei parcheggi. No, ma guarda, non so se sia colpa vostra, di Zanotto, della Sironi o di che cosa, ma ma qui... Io voglio fare polemica con lei che simpaticamente fa notare che i tempi sono lunghi. Ma sul traforo delle Torricelle, per esempio, è 5 anni che facciamo carte, perché la normativa è mostruosa e quindi devi fare varianti su varianti, una serie di procedure. Fra l'altro era stata... No, ma le rispondo, no, perché siccome sembra che siano lenti noi. Purtroppo l'Italia è un paese che dal punto di vista della burocrazia è assolutamente elefantiaca, però se lei va a chiedere agli imprenditori, per esempio il SUA, per lo sportello unico per le attività produttive del Comune di Verona, quelli che realizzano interventi si complimentano perché è molto più efficiente di quello di tanti altri comuni in termini di tempi di risposta. Poi quando le cose coinvolgono la sovrintendenza o altri enti, le cose si complicano di parecchio, ma ripeto non sono cose che competono a noi. Per i parcheggi scambiatori con il filobus ne vengono realizzati 2 che si attestano a 2 caposaldi del filobus, uno viene realizzato con il traforo, perché una delle opere compensative del traforo è il parcheggio scambiatore a Cadicozzi, e quindi con la realizzazione del traforo e con la realizzazione del filobus vengono realizzati 3 parcheggi scambiatori a Verona Est, Verona Sud e a Cadicozzi, e questo si integra con il filobus perché il filobus poi serve Verona Sud, Verona Est. Lo sappiamo, sindaco. Ma non è che non, ma perché Pugliero viene qua a dire non si sa. Il filobus, allora il filobus, do dei dati perché lei simpaticamente provoca e mi piace anche rispondere. Il filobus se ne parla a Verona come tranvia dal 92, le dico esattamente da quando. Nessuno è mai stato in grado di concludere la procedura, l'abbiamo conclusa noi, aggiudicando la gara, quindi c'è una gara aggiudicata, e i lavori devono durare al massimo 900 e qualcosa giorni, quindi meno di 3 anni. Quindi vuol dire che fra meno di 3 anni il filobus è in esercizio con il nuovo deposito e con i parcheggi scambiatori, perché questo è un impegno a carico del soggetto realizzatore. Allora, c'era Bertucco che voleva intervenire, poi Benciolini, magari spostiamo il discorso, visto che dall'ambiente ci portiamo su del bue, perché quando si parla di ambiente parliamo anche di questo. C'è questo tema. Però la prima cosa è che quando si parla di mobilità in una città bisognerebbe approvare il piano generale sul traffico e decidere quali sono le linee principali di intervento e quindi quanto si intende spostare dal trasporto privato verso il trasporto pubblico e quanto si intende estendere la rete di piste ciclabili, tutte cose che mancano. Il problema che noi abbiamo è che dobbiamo riuscire a spostare trasporto privato verso trasporto pubblico e verso ciclabilità. Questo è l'obiettivo che dovremmo avere. Non avendo il piano, non avendo degli obiettivi, si naviga a vista, con un problema sul filobus, che è quello che intanto circola su gomma. Non abbiamo, vedremo poi le proposte, quanto aumenteranno le corsie preferenziali legate al filobus, perché significa che per essere competitivo un mezzo pubblico deve arrivare prima, perché se arrivo con lo stesso tempo del mezzo privato uno sceglie il mezzo privato, ha il problema del funzionamento a gasolio nel centro storico e soprattutto le città di dimensioni di Verona, anche a livello italiano, basta spostarsi a Padova per restare nella nostra regione, hanno scelto una modalità diversa che è quella appunto sul ferro, perché è quella che dà
tempi più veloci e maggiori percorrenza rispetto a questo. Quindi questo dovrebbero essere le scelte. Dopodiché, voglio dire, vedremo se questi tempi, con che modalità verranno rispettati anche rispetto a questo. Noi mettiamo su strada degli autobus doppi che circolano su gomma con una pseudo guida magnetica, ma sostanzialmente questo è. Per dire, è importante, mettiamo qualcosa, perché ha detto giustamente il sindaco, dal 92 ne parliamo. Però non a gasolio almeno, vero? Allora, Castelletti, poi andiamo su Cadelbue con Benciolini. Non entriamo nello specifico, ma credo che l'autobus, quindi un sistema di mobilità all'interno della città, serva, perché se vogliamo lasciare le macchine fuori dalla città dobbiamo muoverci in quella logica, però non a tutti i costi e a qualsiasi condizione. E l'autobus o il filobus o il progetto deve essere ovviamente con tecnologia nuova, con tecnologia ecologica e pulita, e non che all'interno, come tutti sappiamo, ci sia una circolazione a gasolio. L'altro tema che costituisce l'altra criticità è l'interconnessione con la mobilità all'esterno del centro della città. E se noi vogliamo essere una città metropolitana e pensiamo di poterlo essere, credo che dobbiamo fare un ragionamento più vasto, altrimenti riusciremo forse a risolvere un problema che riguarda il centro, ma che però non risolverà sicuramente, significativamente, il problema dell'inquinamento, perché a distanza di un paio di chilometri dal centro abbiamo il problema. Tra l'altro non è possibile che questo tipo di progettualità veda un filobus che arriva a 1 chilometro da Parona, quindi a una delle porte di entrata della città, con un grande traffico che taglia quel agglomerato. Potrei fare altri esempi, ma credo che almeno si debba portare il filobus all'esterno del perimetro proprio per cogliere il flusso di persone che degli agglomerati esterni più importanti. Ecco, io vorrei a questo punto passare a Cadelbue, perché quando si parla di ambiente si parla sempre dell'inceneritore. Quindi non replico sul filobus e uno può dire quello che vuole, a prescindere da quello che dice l'amministrazione. Allora, se mi dice 30 secondi volentieri, pensavo che avesse già replicato, però prego. No, siamo qui, il tempo lo abbiamo. Guarda che se vuole prego. calcio, non è mica un problema. Per noi è importante che i telespettatori veda un po' lei se vuole dare il diritto di replica all'amministrazione. I telespettatori da casa capiscono, per cui prego. Ecco, allora, per quanto riguarda i tempi del cantiere, la scelta del filobus è proprio stata fatta anche per questo, perché prima era previsto il ferro e quindi la rotaia, come sostiene Bertucco, e il ferro voleva dire scavare e quindi sicuramente, visto che passa in pieno centro, andare a trovare reperti archeologici. Voleva dire in via 20 settembre, voleva dire chiudere la via, fare uno scavo a fondo tra i 6 e gli 8 metri su tutta la via, su tutta la lunghezza e su tutta la larghezza, perché siccome dopo gli andava fatto un cassonetto di... Non è così. Bertucco casca dal pero, non è casco, solo che magari a differenza tu leggo i documenti, no, appunto, li leggo anche i documenti. Bertucco non veniva qua a raccontare le panzane. No, però non raccontiamo che si scavava 6-8 metri. Una volta però cerco di spiegare tecnicamente quello che Bertucco non sa. Sai cosa facciamo? No, sai che cosa? Veniamo qua uno dei prossimi giorni col progetto della tranvia. Questo potrebbe essere un'idea, però mi sembra che sia un po' preistoria la tranvia. Ma infatti? Allora lo chiede a Bertucco che vuole il ferro. Se per lei è preistoria, lo dice a Bertucco che vuole il ferro, la tranvia è il ferro. No, non è la preistoria, è la preistoria nel senso che è un qualcosa di passato. Faccia un dibattito con Bertucco perché è lui che vuole il ferro, e quindi la tranvia è il ferro. Allora, uno alla volta cerchiamo di capire. Allora, se posso parlare, io non interrompo nessuno, se potessi parlare senza essere interrotto. Andiamo fino in fondo col sindaco, poi sentiamo Bertucco. Il progetto presentato e depositato formalmente per la tranvia, siccome quando metti giù le rotaie ci devi mettere sotto un cassonetto di cemento armato per tenere sulla tranvia che pesa, su via 20 settembre era prevista in andata e in ritorno. E allora, siccome metti giù il cassonetto di cemento armato, non puoi più metterci le mani sotto sui sottoservizi. E allora, anche se Bertucco non lo sa, era previsto di scavare completamente la via per farci sotto una tunnel percorribile pedonalmente dagli operai per metterci sottoservizi e per fare la manutenzione sui sottoservizi. Per quello è previsto uno scavo dai 6 agli 8 metri su tutta via 20 settembre per tutta la lunghezza, tanto per capirci sulle motivazioni tecniche. E noi abbiamo optato per il filobus per questo, proprio per non dover mettere il ferro con tutte queste conseguenze devastanti sui cantieri e quindi abbreviando i tempi di cantiere. Il filobus sarà un ibrido, sarà parte gasolio, parte elettrico, perché abbiamo fatto la scelta in centro, nella parte centrale della città, di non mettere i fili, perché i fili in centro città non sarebbero esattamente estetici e quindi finché la zona periferica ci possono stare, sulla zona centrale fanno fatica a starci. Per quanto riguarda il collegamento con gli altri comuni, noi lo portiamo fino alle porte della città,
fino a dove è sostenibile il cantiere, economicamente l'opera, dopodiché se rispetto a San Giovanni Lupatoto anziché San Martino Buonalbergo ti devi parlare anche con loro, devono metterci risorse aggiuntive loro, se pensi di portarlo fin là, perché ha un costo, non è che sia una cosa che si regge da sola. E per quanto riguarda la pianificazione della mobilità, c'è chi ha chiacchierato e ha pianificato, ha fatto i piani strategici, non ha mai fatto niente. Noi abbiamo fatto, la differenza è quella. Allora, noi dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità. Se siete d'accordo, volete andare ancora su quello? Perché io volevo fare Ca' del Bue e le aziende per poi chiudere la prima parte della trasmissione. Due cose velocemente. Sì, dopo la pubblicità però. Allora, chiudiamo il discorso di viabilità, Castelletti e Bertucco, proprio un flash, perché poi il sindaco mi replica, per cui gliela diamo loro alla finale. È colpa della democrazia, Pugliero. Castelletti, Di solito Bertucco, quando uno e poi andiamo... gli viene fatta No, un'osservazione perché replica giustamente di solito. dobbiamo dire che Castellini, Benciolini, Barri e Patrizia Vadì, posso fare un cenno di merito a loro che stanno ascoltando e intervengono anche in modo... Io mi limito, direttore, ad una sola battuta. Dice il sindaco che è stato scelto il sistema a gasolio in centro per evitare i fili della corrente elettrica, dell'energia elettrica sospesi. Io credo che è meglio sacrificare un po' l'estetica per perseguire un tema di pulizie. Quindi no, potrebbe essere più giusto il contrario. Per arrivare al punto che tra tanta modernità non sia meglio guardare cosa c'era una volta, che tra l'altro troviamo anche dalle parti di Milano, che non mi pare che sia un quartiere di Verona, dove abbiamo la rotaia semplice appoggiata sul terreno, i fili che guidano la motricità e quindi si va avanti tranquillamente. Basterebbe alla fine poi, per concludere tutto, mettere un signore, quindi occupare un posto di lavoro che era il controllore dei biglietti, e quindi saremmo anche tranquilli che chi va sul filobus a quel punto lì paga anche il biglietto. Bertucco, 30 secondi, vuole replicare? Sì, ma nel senso che il discorso del ferro, intanto c'erano alcuni scassi da fare, ma non erano tutti di 4-8 metri, poi potremo vedere il progetto assieme, ma in ogni caso c'è un problema che è quello legato all'integrazione con l'altro trasporto. Non è un problema di San Giovanni Lupatoto, di San Martino o d'altro, perché il problema è che noi saremmo inseriti in un sistema ferroviario metropolitano regionale che la regione guidata dalla Lega fino adesso non ha finanziato a Verona, ha finanziato a Padova, Venezia e Treviso. Noi non abbiamo nessun soldo che arriva per questo, proprio per intervenire per ridurre i livelli di inquinamento. Questo è mancato, quindi non è che se noi facciamo una cosa poi gli altri la devono seguire, probabilmente andranno avanti altri progetti. Perfetto. Ma 30 secondi per dire che mi sono dimenticato prima. Anche meno, Bertucco, prego, replicare ad prego, osservazioni che stiamo state fatte. siamo alla chiusura della No, prima ma trasmissione. rapidissimamente, per quanto riguarda... Io ho dimenticato di dire che sui 20 settembre con la tranvia non era solo previsto lo scasso profondo più di 6 metri, ma era previsto di buttare giù un pezzo di palazzo vicino a Ponte Navi, perché per far passare in tutti e due i sensi la tranvia bisogna buttare giù pure un pezzo di palazzo. Questa come ulteriore indicazione. Altra cosa, a Milano, il paragone con Milano è improprio, perché a Milano dove corre il tram non è che corra occupando, come succedeva il 20 settembre, tutta la strada in tutta la sua larghezza, ma c'è il tram e poi ci sono le corsie di marcia, perché Milano è una città fatta in maniera un po' diversa da Verona. Patrizia Badì, andiamo su Ca' del Bue anche poi con Benciolini. Se mi permette però l'ultima battuta su questa cosa. Allora, queste sono città medievali. Io ho visto Firenze devastata dalla tranvia perché è stata sventrata. Quindi lei dice avanti per fare 3 filobus. chilometri, 10 anni di scavi profondi, una roba indegna. Queste città sono musei a cielo aperto. Per cui lei dice bene col filobus. Abbiamo l'elettricità, oppure bellissimo, veloci, senza bisogno di fare niente. Castellini? No, Ca' del Bue. Allora, Benciolini, Ca' del Bue a questo punto, perché dicevamo quando si parla di ambiente si parla di questo inceneritore. La raccolta differenziata, dobbiamo dire grazie, no? Anche questa amministrazione, o perlomeno in questi 5 anni di amministrazione, ha raggiunto dei livelli importanti. Di qui tutti che sono contro Ca' del Bue dicono che ci sta a fare un inceneritore con questa raccolta differenziata, perché dobbiamo andare a realizzarlo, cosa dice 5 Stelle? Beh, innanzitutto siamo
È doveroso dirlo, siamo una delle città, delle grandi città d'Italia in cui c'è maggior raccolta differenziata, certo. Siamo intorno al 52%. Dopodiché è un progetto che è iniziato 10 anni fa, anche di più. E che prevede attualmente che venga coperto il 30% e basta della popolazione con la raccolta differenziata porta a porta, che è l'unica raccolta differenziata che permette di riciclare realmente il materiale. Queste materie prime e seconde non sono dei rifiuti, sono delle materie prime e seconde. Dopodiché, andando ad ampliare la raccolta differenziata porta a porta all'intera città di Verona, si arriverebbe tranquillamente a un 85-90% di raccolta differenziata spinta. Questo permetterebbe tranquillamente di avere degli introiti da parte del Comune di Verona, perché le materie prime e seconde, se sono pure, possono essere vendute e possono essere ricavati dei soldi. L'ultimo 10-15% indifferenziabile, ci sono delle procedure a freddo, senza incenerimento, che permettono di creare dell'altra materia prima seconda che può essere utilizzata per pavimentazioni stradali, per panchine, per cartellonistica. Sono dei materiali plastici grezzi che possono essere inseriti anche nel calcestruzzo per creare coibentazione termica negli edifici, eccetera. Allora quindi noi portiamo avanti questo progetto, che è un progetto rifiuti zero, lo chiamiamo, certo. Perché i rifiuti non sono rifiuti da buttare via o da incenerire, ma devono essere recuperati e riutilizzati come materie prime. Allora io sentirei tutti su Ca' del Bue, così lasciamo per ultimo il sindaco. Patrizia Badì, cosa dice su Ca' del Bue? Anche Veneto Stato è sulla linea di 5 Stelle, ma non solo. Si ritorna ai fattori di fare economia. C'è una crisi mondiale, c'è una crisi che attanaglia i cittadini veronesi. Certo. Facciamo economia, creiamo posti di lavoro. Allora, Ca' del Bue, se io fossi sindaco di Verona, lo trasformerei nella più grande piattaforma di compostaggio e riciclaggio a freddo. Verona, non città inquinante, non città che brucia, perché il Medioevo è finito, gli inceneritori andavano. Tra l'altro mi è arrivata un'email proprio ieri sera e oggi pomeriggio mi arriverà l'originale. È stato votato ieri sera alla Comunità Europea il divieto assoluto di fare inceneritori in Europa. Perciò il dottor Mantovani, che è alla Comunità Europea, oggi pomeriggio stava arrivando a Bruxelles, mi mandava l'originale delle votazioni fatte ieri sera. Ecco, perciò voglio dire, dopo vedremo come sistemare questa cosa. Ma non solo. Io sono andata dalla Carla Poli, la Poli fra l'altro non ama parlare di Vedelago perché ormai è vecchio come struttura, però Ponte delle Alpi ha creato posti di lavoro. È la strada. Sì, assolutamente, si può riciclare tutto, produrre tutto, panchine per le nostre città, cordoli per le autostrade, non solo, il rimanente in Germania lo usano come fondo stradale, prima tutto quello che non fa liquame, logicamente. Perciò allora, Ibrahima mi diceva, a me interessa parlare di crisi di lavoro, per cui non so se se vuole dire la sua su Ca' del Bue. Ca' del Bue, loro due hanno già detto quello che avevamo da dire. Quindi è d'accordo, diciamo, con questo, sì, un no, con questa situazione. All'inceneritore. Allora, sentiamo Bertucco, Castelletti e Castellini, poi la replica di Tosi su Ca' del Bue. Bertucco, allora, come PD che cosa dite, no, come coalizione di centrosinistra? C'è una contrarietà al progetto perché Verona città ha superato il 50% di raccolta differenziata, c'è un obbligo di legge da raggiungere entro la fine del 2012 di raggiungere il 65%, abbiamo comuni della provincia che sono ben oltre, nel senso che sono all'80, al 75, all'84% e altro. La strada è tracciata e fra l'altro cosa vuol dire? Vuol dire che l'inceneritore di Ca' del Bue non ha rifiuti sufficienti da bruciare, dovrà importare rifiuti da altre province, da altre regioni, oppure, come già GSM aveva richiesto in passato, bruciare rifiuti industriali. Allora, perché continuare con un progetto che fra l'altro costerà ulteriormente, perché nel progetto di Urbaser il costo a tonnellata è ben superiore ai costi di smaltimento per quanto riguarda attualmente i rifiuti, e soprattutto andando avanti e migliorando la raccolta differenziata tutto questo è possibile. La Regione Veneto è la prima regione in Italia per raccolta differenziata, è una regione che recupera tantissimi materiali, ha fatto scuola per tante altre regioni, non si capisce poi perché Verona debba continuare con questo. E raccontiamo anche che non è un solo inceneritore, ma si aggiungono alle 2 linee esistenti da 600 tonnellate al giorno altre 2 linee da 600 tonnellate al giorno. Quindi vuol dire che noi avremo un impianto che potrebbe bruciare 1200 tonnellate di rifiuti al giorno. Verona, se mi permette, deve garantire un tot di tonnellate al giorno all'azienda da bruciare dentro, 600, se no deve pagare delle penali. Sentiamo Castelletti su questo.
Ma io non voglio ripetere, io sono per un trattamento a freddo e quindi una sistemazione e riconversione per un uso a freddo della tecnologia, perché non reputo giusto che vengano importate immondizie dalle altre regioni e comunque che vengano bruciati rifiuti industriali. Sono anche perfettamente consapevole che ci sono degli accordi con la ditta spagnola di cui mi sfugge il nome, quella che è, per un trattamento a caldo. Io credo che ci si possa sedere al tavolo con la ditta, anche perché è una questione di autorevolezza e anche perché se ci sono i contratti credo che delle negoziazioni migliorative possano essere fatte. D'altra parte credo che per problemi di immagine neanche la controparte possa fare ciò che vuole e ciò che è scritto se una comunità non lo vuole, non lo accetta o vuole una modifica. Castellini? Che si esprima il popolo Due parole veronese, anche vero? io. Vabbè, noi siamo contro anche noi Ca del Bue, riteniamo appunto che non basti la raccolta differenziata, non è una percentuale dovuta, bisogna importare da fuori i rifiuti, se no va a finire come a Brescia. Io lavoro spesso in quella zona, c'è l'inceneritore, alla fine va a finire che è un costo, ci buttano dentro tutto, sono problemi ambientali e te lo porti avanti negli anni, ti porti avanti una struttura che devi pagarla e non fa quello che alla fine deve fare. Allora, Ca del Bue, sindaco, la posizione della sua coalizione a questo punto, se dovesse tornare a governare la città? Allora, alcuni aspetti. Per quanto riguarda Brescia, l'impianto di Brescia rende annualmente dai 60 ai 70 milioni di euro al Comune di Brescia, quindi non costa ma rende moltissimo, perché è un impianto di proprietà pubblica. Quello che purtroppo noi realizziamo non è più di proprietà pubblica, perché venne realizzato un impianto di proprietà pubblica 20 anni fa, fra l'altro su un progetto, un po' la nemesi, lo dico a Bertucco, questo paradossale la cosa. Il progetto del Ca del Bue esistente, inceneritore, lo porta Boato in giunta regionale, quindi allora assessore all'ambiente per i verdi, pensi un po' cosa succede nel tempo. Dopodiché l'autorità che decide su questo è appunto la regione, e la regione durante il mandato Zanotto a un certo punto di fatto commissariò, se mi passate questo termine, l'amministrazione Zanotto per andare a trovare una conclusione, perché il percorso non finiva mai. E l'assessore Conta del PDL che sostiene oggi Castelletti, era lui che guidava il referato all'ambiente in quell'epoca in regione, porta alla conclusione l'iter decisionale e viene deciso appunto di dire al comune, perché è la regione che pianifica il ciclo dei rifiuti, di dire al comune di Verona di realizzare un inceneritore a fianco di quello esistente, perché in realtà se ne realizza uno nuovo a fianco dell'esistente. Poi, se uno vuole provare a cambiare il percorso, intanto deve andare in regione a far cambiare le procedure. Deve andare da chi si è aggiudicato la gara, perché Urbaser si aggiudica la gara nell'agosto del 2010, è una gara da 10 milioni di euro e per poterla modificare intanto bisognerebbe che Urbaser facesse impianti a freddo, che non fa, ma fa inceneritori. Poi l'inceneritore c'è a Brescia, che è a sinistra dell'autostrada, a destra dell'autostrada c'è la città, c'è in centro a Copenaghen, cioè praticamente sono in tutta Europa. Probabilmente per quanto riguarda la sinistra inquinano dove non amministra la sinistra, perché a Grugliasco, a Torino lo stanno facendo appoggiato prima da Camparino, oggi da Fassino, stanno facendo la terza linea a Padova, in Emilia Romagna la regione Emilia Romagna ha finanziato un progetto, fra l'altro molto ben fatto, di valutazione. Se per quello anche un sindaco della Lega non è tanto contento, no? Il suo amico Zerma non è tanto contento dell'inceneritore. Ma Zerma fa una battaglia assolutamente legittima come sindaco di un comune che si trova ad avere l'impianto praticamente alle porte del comune senza averne probabilmente i benefici che invece possono giovare a Verona da un punto di vista economico. Allora, noi siamo in... Lo capisco, non è che mi metto a criticarlo, siamo in chiusura. però io mi adeguo a quello che ha deciso la regione, che ripeto è l'autorità decisionale in materia. Bertucco e Badì, proprio per chiudere, perché poi... Due cose. La prima è che Tosi si dimentica sempre di dire che la Lega sta amministrando in regione e ha votato tutti i piani prevedendo gli inceneritori quando anche lui era in regione ed era assessore. No, non l'hai detto. Non solo ricordato a Castelletti è una cosa, parlava del processo decisionale. Posso continuare? È una cosa ben diversa. Allora, la prima cosa è questa. E la seconda cosa è che la seconda cosa è che la legislazione regionale del Piemonte è come quella veneta, quindi Cotta, se vuole, può bocciare e fermare gli inceneritori di Torino. La terza è che Brescia
è ferma con la raccolta differenziata al 44%. Posso andare avanti? No, scusa. Allora, la terza cosa è che Brescia ferma il 44% di raccolta differenziata e soprattutto importa altri materiali da bruciare, cosa che si dimentica sempre. Facciamo chiudere al signore Patrizia Badì in mezzo, ma proprio per chiudere, perché dobbiamo poi... Posso chiedere a Bertucco perché si dimentica dell'Emilia Romagna? Si è ricordato del Piemonte, del Veneto. Allora, posso chiedere a Tusi perché si dimentica, scusate, posso chiedere a Tusi perché si dimentica della provincia di Treviso, che non ha un inceneritore, non ha una discarica, il piano regionale ne prevede 4. Prevedeva il piano regionale del 2004 che tu hai votato, prevedeva un impianto anche in provincia di Treviso, te lo assicuro, andiamo a vederlo. No, io devo chiudere. Chiedo scusa. Allora, se mi permettete, prego. senza niente volermene gli interlocutori, questa è la classica disputa all'italiana, è stato lui, è stato lui, è stato lui. Allora, qua non è che è una disputa fra Tosi o Bertucco, io sono una cittadina veronese, siccome c'è l'eccellenza in Europa, io pretendo l'eccellenza, ci sono le energie innovative, il Medioevo è passato, l'Europa ha bocciato, la Germania e l'Austria sono i genitori degli inceneritori, li stanno smantellando, perché oggi, a distanza di 10 anni, vedano i danni degli inceneritori, che non c'è un meccanismo per controllare quelle polveri. Allora io dico, perché noi dobbiamo fare il percorso del Medioevo per poi accorgersi che farà male? Siamo una città d'eccellenza, andiamo direttamente all'eccellenza, all'energia innovativa, allo smaltimento innovativo e basta, crocevia dell'Europa, Verona, che sia il crocevia dello smaltimento rifiuti d'eccellenza in Europa. Devo chiudere, pubblicità.